Radio Libertà, canale 252. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la notizia la trovate su tutti i giornali di oggi. Io scelgo di partire da come l'ha messa in risalto, postata al Corriere della Sera sui suoi social, perché lì proprio è il sunto plastico della contraddizione linguistica, concettuale in cui siamo intrappolati. Testo delle post del Corriere della Sera. La missione europea in Siria e la brutta sorpresa di Al-Jolani. Non dà la mano alla ministra tedesca. Cos'è successo? È successo appunto che si è svolta una missione diplomatica in Siria con protagonisti il ministro degli esteri francese e la ministra degli esteri tedesca. Parentesi, a riprova che nei momenti salienti della diplomazia contano ancora gli stati-nazioni, non la burocrazia di Bruxelles, perché da Al-Jolani sono andati 2 ministri degli stati, seppur entrambi in gran difficoltà, tradizionalmente più forti d'Europa. E Al-Jolani ovviamente imbellettato in giacca e cravatta, non c'è più niente da un punto di vista dell'abbigliamento e del linguaggio non verbale dell'ex miliziano o francamente dell'ex terrorista. Al-Jolani ha stretto la mano con grande cordialità al ministro degli esteri francese, platealmente si è rifiutato di darla alla ministra tedesca, facendole un semi-inchino, portando le mani al petto in segno di saluto, ma ha ostentato questo suo rifiuto a dare la mano alla ministra tedesca. E il Corriere della Sera ci parla di brutta sorpresa di Al-Jolani. E sì, è veramente sorprendente, non ce l'aspettavamo proprio che il nuovo padrone della Siria potesse non dare la mano a una donna, perché d'altronde il suo curriculum partiva da Al-Qaeda. È stato collaboratore, braccio destro di al-Zarqawi, ha combattuto da terrorista in quel mondo che dall'Iraq ha diciamo segnato anche il passaggio da Al-Qaeda all'ISIS, era ricercato dagli americani per terrorismo, ha combattuto senz'altro il sanguinario e alleato dell'Iran regime di Assad in nome del Corano, non in nome delle libertà individuali della società civile siriana, in nome di un estremismo islamico di stampo sunnita e prima appunto anche in Iraq aveva combattuto gli occidentali, la coalizione occidentale, sempre in nome di quell'estremismo islamico sunnita. Dopodiché in Siria, con la benedizione e la regia del sultano Erdogan, un signore che vuole restaurare l'impero ottomano, ha radunato tutte le milizie islamiste, che messe insieme erano diciamo l'architrave della guerra d'Assad, insieme ai curdi, di cui non parla nessuno, perché come dire essendo uomini liberi tirano meno sulla stampa occidentale, e ha dato la spallata ad Assad. Una buona notizia geopolitica, perché Assad era un principale puntello iraniano nell'area, oltre ad essere un dittatore orrendo e sanguinario, era un'oggettiva sponda per tutte le operazioni terroriste degli ayatollah, della teocrazia di stampo sciita, diciamo. Però questo è Al-Jolani, non è il tale buono, il tagliagole ragionevole, il pragmatico, addirittura il liberale, come si è letto sulla stampa nostrana, sui giornaloni, cioè non su delle pubblicazioni umoristiche. Al-Jolani ha quella storia lì, è quella roba lì.
quindi non c'è nessuna brutta sorpresa sul fatto che non abbia dato la mano alla ministra tedesca. Tecnicamente non c'è neanche nessuna notizia. Ci sarebbe stata una notizia se Al-Jolani avesse dato la mano alla ministra tedesca, cioè avesse riconosciuto a una donna pari dignità all'uomo. Questo ovviamente non ha fatto, perché Al-Jolani è Al-Jolani, non è diventato come dirvi un riformista occidentale, un socialdemocratico scandinavo, cioè ha quella traiettoria lì. Il problema è nostro, è il solito nostro problema di non vedere cosa abbiamo di fronte, di non definire esattamente cosa abbiamo di fronte. È lo stesso meccanismo diciamo di buonismo intellettuale che fugge dalla realtà, che per esempio non ci fa vedere cosa è successo a Capodanno a Milano. Il PD parla di ragazzotti, teppistelli, teste calde che insomma si hanno un po' ecceduto a Capodanno, e non vede la scena di sottomissione andata in scena in Piazza Duomo. Ecco, allo stesso modo volevamo scorgere il tale buono, l'estremista ragionevole. Al-Jolani non ha dato la mano a una donna e, ahimè, non c'è nessuna notizia a rigore. Grazie a tutti, vi aspetto dopo l'Epifania.